no, ti non sta preoccupate, fra poco viene Gianni che ne porta il pesce fresco, anzi chilometro zero, che è chilometro zero? Metro zero, e vedi quella seraia là? Ecco, di là avevo un acciolo, e un'altra da sé più avanti qua, sarà altri 50 metri, 100 metri, no, 50 metri. Casa tua questa, Beppi? Sì. Quando avevo 5 anni, mio padre e mia madre se andai all'estero, e mi giro qui i nonni, e là non c'era il centro vacanze a quei anni a Maran, e mi portava via in barca, o se dormiva in barca, se no mi portava in dei casoni. E là avevamo il casone proprio della compagnia, c'era una compagnia di uomini, c'era mio nonno, c'erano tutti i parenti insieme, e si viveva là una settimana intera. A che le arriva il pesce? Ostia, questa è la colazione del casoner, la frittura di stagione, di garissi i forestieri. Bestiale. Ma l'altro se contentiamo la colazione del pescatore, dai. Tra poco con Glauco andremo a scoprire cos'è questa riserva, un territorio veramente bellissimo. Intanto, Tra poco che andiamo, era tra poco. Prima facciamo colazione. Abbiamo la colazione del casoner e avanti tutta. In collaborazione con Pastificio Avesani di Bussolengo, Regione Veneto. Stop a furti ed aggressioni. Proteggiti con Alphatec a Villa Franca di Verona. Certo che ce ne sono di casoni qui. Sì, qua ce ne sono una ventina tutti assieme, in laguna ce ne sono più di 40, ma questo è l'unico posto dove sono 20 tutti assieme che formano questo villaggio unico, poi inserito nel contesto ambientale della Foce dello Stella, è una cosa, quando uno arriva, veramente sembra non di decenni, ma di secoli fa, perché penso che se uno veniva secoli fa non era molto diverso da adesso. Ma fino a quanto tempo fa sono stati realmente vissuti questi casoni? Fino agli dei anni pescatori? 60, fino al 60 circa, quando sono arrivati i motori per le barche e non servivano più. Quindi c'è stato lo spopolamento dalla laguna? Hanno abbandonato i casoni, si pescava, ma con la barca diventi veloce e non fai fatica, quindi non serviva a vivere nel casone. Diciamo esattamente dove ci troviamo. Qua adesso noi siamo nel fiume Stella, siamo nel delta dello Stella, le foci dello Stella, il cuore della riserva naturale regionale Foci dello Stella. Siamo nella zona di Marano Lagunare, quindi provincia di Udine, siamo in Friuli, e l'importanza di una zona come questa, una zona protetta? Proprio questa è stata a suo tempo la prima area protetta della laguna, quindi creare un'area di tutela non solo di conservazione dell'habitat dell'ambiente, ma anche per la fauna. Questa è stata un'area importante, lo è tuttora, per la protezione degli uccelli in modo particolare, degli uccelli migratori che dal Nord Europa vengono qua a passare l'inverno, dagli uccelli che dall'Africa vengono poi qua a nidificare in mezzo a questi canneti. Questo è uno degli ultimi grandi canneti naturali che abbiamo qua in regione e, se vogliamo, bene o male nell'Adriatico. Ecco, quello sta passando Neirone rosso, una specie importante, una specie che viene qua durante il periodo caldo dall'Africa, nidifica, e qua c'è una colonia di 100 coppie, che è la colonia più importante di questa regione, è una specie importante a livello comunitario. Esiste un censimento di quante specie ci sono in laguna, nella vostra laguna? Nelle riserve in modo particolare abbiamo avviato dei progetti di monitoraggio da molti anni, circa 300 specie sono in queste piccole aree, su 500 circa che sono in Europa. E adesso siamo un po' in difficoltà con i fondi per continuare i monitoraggi, ma insomma speriamo che la regione ci aiuti in futuro. Da quant'è che sei il responsabile della valle? Allora, diciamo, delle riserve da quando sono state fatte, dal 1996, però che mi occupo per il comune, ancora prima che fossero riserve, oasi e centro visite, dal 1988 che lavoro per il comune. Una vita? Sì. E che vita è? Beh, bella per me, perché quella
quella che prima era una passione, il birdwatching per me, andare a osservare la natura, in modo particolare gli uccelli, è potuto diventare un lavoro. Quindi a volte io non confondo tra lavoro e no, che sabato non mi cambia, sto facendo una cosa che mi piace e in cui credo. E qui siamo nella riserva Valle Canalnovo, una riserva che si può vivere a piedi, così come stiamo facendo anche noi. Sì, a stretto contatto con la natura. Perché questa è stata a suo tempo proposta e poi realizzata come proprio centro visita della laguna, proprio perché era facilmente accessibile. Uno arriva a Marano, siamo a contatto del paese, parcheggia davanti, viene qui, paga il biglietto, entra e fruisce di questo ambiente quando e come vuole. È aperta tutto l'anno, tutti i giorni, con orario continuato. Quindi vuole essere a servizio del cittadino che impari a conoscere questo particolare mondo, quello della laguna. Diamo alcuni numeri di quest'area, estensione, superficie. Allora, la laguna è 8.000 ettari, questa riserva è 121 ettari, di cui gran parte sono campi coltivati. La parte principale però è questa ex Valle da Pesca, quindi un'area una volta utilizzata per l'allevamento del pesce, non più utilizzata come tale, diventa riserva naturale. L'abbiamo aperta nel 92 e abbiamo circa 20.000 visitatori all'anno. Cos'è che attira di più l'attenzione e la curiosità di questi bambini? Allora, sicuramente il contatto con la natura, quindi il poter osservare gli animali da vicino, poter toccare, sentire suoni, anche profumi che un po' sono scomparsi, non hanno, diciamo, l'abitudine di sentire ogni giorno, per cui vengono immersi, catapultati insomma in un'atmosfera che non è quella che vivono di solito. Sono suoni lontani dalla loro vita? E probabilmente sì, probabilmente tutti i suoni artificiali che fanno rumore nelle loro orecchie nascondono poi quelli che sono i suoni di sottofondo, i silenzi anche, i canti degli uccelli per esempio, quindi sì, sono tutti da riscoprire, da rinnovare dentro di loro, ecco. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. Buongiorno. Sergio, ciao. Me la devi togliere subito una curiosità. Le vigne in mezzo a una valle da pesca. Beh, è una cosa unica, sai, questa cosa qui. Possiamo definirlo un vino d'acqua? Possiamo definirlo, sì, un vino d'acqua però salata. Ah, e questo cosa dà al vino? Ed è una grande particolarità, un'espressione di sapidità di questa bocca che poi si sposa molto bene col pesce, col nostro pescato. Il vino più tipico, più caratteristico qual è? Ma sicuramente la Malvasia, perché la Malvasia è quella che è capace di assorbire dalla terra salata tutte le caratteristiche e trasmetterle nel bicchiere. Compagnia del Bisato, qualcosa mi dice che sono arrivato nel posto giusto. Piatto della tradizione, Bisato in speo. È un piatto molto antico fatto nei casoni della laguna, quando i pescatori vivevano in laguna e quindi vivendo lì di che cosa si cibavano? Del pesce che prendevano. Era un piatto dimenticato questo? Sì, questo era un piatto dimenticato anche perché è molto, ci vuole molto tempo nel farlo e quindi noi come compagnia del Bisato stiamo cercando di salvaguardare i prodotti tipici e i piatti tipici di Marano. Cuoco da quanto, Giorgio? La mia scuola è stata questa, io sono un autodidatta. Questa cosa vuol dire? Questa vuol dire non questa come batela o come batela de seraia, ma questa è intesa come vita di laguna, vita di pescatore, vita di mare. Ma chi è che ha fatto questi piccoli capolavori? Questi qui li ha fatti mio papà. Mio papà che era uno che ha dal forno Antonio, detto Basilio, perché noi qui a Marano abbiamo, ogni famiglia ha un soprannome, il mio era Basilio per il fatto che mio nonno si chiamava Basilio e quindi li faceva con un'enorme passione perché ci teneva a trasmettere e a tramandare alla gente che viene queste arti da pesca, questi modi di vivere che sono scomparsi, non ci sono più. E per capire bene il luogo dove ci troviamo, guardate che pesce. Di laguna e di mare, lo scorfano è di mare e l'orata è di laguna. Quanto peseranno ste orate?
Ma questo qui non rada da 1 chilo, chilo e mezzo. Invece questo è un pesce meraviglioso, è il pesce San Pietro. È enorme. Diciamo che in casi rari e in momenti particolari dell'anno si prendono quelli grandi. Normalmente sono molto più piccoli. La gallinella, vero Giorgio, la va bene con la zuppa, col guazzetto e lo spiedo del bisato. Ma sono anche così. È proprio buono. Ti credo che è buono. Tu lo sai senza parole, era. Sì. Anche a me. Ci vediamo dopo la pubblicità. E ora vogliamo raccontarvi un'altra storia, la storia di un cambio di vita a 4 zampe. Ci siamo trovati gli asini un po' per scherzo, grazie a un regalo di mio suocero, splendida persona, e da lì col tempo cura gli animali, bada agli animali, c'è scattata la molla. Ma voi non siete contadini, non siete partiti allevatori? No, io poi neanche per idea, io ho fatto il liquidatore per una compagnia di assicurazioni per 20 anni. Com'è stato cambiare vita? È stato un dolore perché rinunciare alla paga di un liquidatore è stato insomma un colpo d'accetta sulla fronte, però ci stiamo dando sotto e per adesso stiamo sopravvivendo e speriamo, no, di ottenere dei risultati economicamente vantaggiosi per la famiglia, perché stiamo cercando di tirar su 4 figli in un ambiente naturale e cercando di vivere nella maniera più semplice possibile. Luca, voi lo fate sempre questo? Sì, questa è un'attività tipica con i bambini, animali liberi, osservazione, giochi. Il contatto con la terra, con l'erba, manca a questi bambini? Manca, poi in una zona agricola ad alta intensificazione industriale, perché qua si usano i trattoroni, i grandi macchinari. Voi vi sentite un po' un'isola in mezzo a tutto questo? Sì, un'isola ma attaccata alla terraferma con dei ponti ben solidi, perché non puoi isolarti, andare sul cucuzzolo della montagna. Se siamo qua è perché dobbiamo essere da esempio alla popolazione, dobbiamo far vedere che si può fare diversamente, che facendo un passo indietro, non rinunciando alla tecnologia, perché piace anche a noi la tecnologia, però vivendo in una maniera un po' più semplice ce la si può fare tranquillamente, nel rispetto poi di questa natura, di questo mondo che si sta degradando velocemente. Che valore hanno esperienze come queste per i bambini? Prima dei bambini direi che la cosa interessante è stata che quest'anno i genitori hanno chiesto. Perché secondo lei? Ma io credo che in questo momento ci sia bisogno di questo, cioè ci sia bisogno di tornare proprio a uno stile di vita diverso e anche al rispetto della natura, perché si è visto che negli anni dove ci ha portato lo sviluppo, eccetera, e questo le persone sensibili l'hanno colto, soprattutto per noi che abitiamo qui in campagna l'abbiamo lasciato per un po', perché tutti impegnati in altro, ma adesso stiamo vedendo come si sta ritornando a questi valori. È impressionante, è molto bello vedere come l'asino sta fermo. Sembra che assorba l'affetto dei bambini. Esatto, gli asini sentono come noi siamo, sente come sono i bambini in questo momento. Nel momento in cui un bambino lavora con l'asino e capisce che usando un certo tipo di modalità ottiene un certo tipo di risposta, diventa anche un allenamento per le relazioni all'esterno della fattoria. Seminiamo in qualche modo relazioni. Seminiamo la possibilità per questi bambini di fare esperienza di quello che, benché siamo in una realtà rurale, non fa più parte della nostra vita di ogni giorno. E ora entriamo nell'ex Corte d'Affin, dove troviamo un pezzo di storia importante di questo territorio. Questa è una macchina per seminare il mais del 1700.
È un pezzo straordinario. Sì, sì, questo qua io non l'ho visto da nessuna parte. E sì che quando giro il mondo vado a vedermi questi musei io, no? Mi capisce? E questa qua invece è una delle prime macchine, chiamiamole industriali, fatte in Italia, Farina, Verona, no? Che era la prima macchina in assoluto che sembrava una carrozza. La seminatrice anche questa? Sì, sì, seminatrice. E questa invece per il frumento. Cioè fino agli anni 50 i contadini hanno lavorato con le loro braccia e con l'ausilio degli animali, certo. No? Pala e picon, aratro, tenere i buoi, no? E si lavorava così. E in agricoltura. Noi che avevamo l'azienda agricola, a un certo punto, io che ero giovane, mi ero già laureato nel frattempo, e cosa ho fatto? Ho voluto innovare, sa come fanno tutti i giovani, l'azienda agricola, e mi sono preso un trattore. E il concetto è questo, che mi sono reso conto che un mondo era finito e stava cominciando un altro, quello della tecnologia, anche in agricoltura. Qual è il valore della memoria che le vuole trasmettere? Soprattutto il lavoro e la ingegnosità dei contadini e degli artigiani, i fabbri, certo. I falegnami. Un oggetto, di questi 20.000 oggetti di cui le parlavo, non c'è uno uguale all'altro, anche se avevano la stessa funzione. Io le farò vedere, se desidera, la collezione dei sgranatori di mais che vanno dal 1700 fino al 1900, perché sono stati inventati a quell'epoca, e sono uno diversi dall'altro. Sempre all'interno di questo ex centro aziendale, ora Museo Formentini, c'è chi ha scelto non di ricordarlo il tempo, ma di misurarlo, come si faceva anticamente, con le meridiane. E infatti Aiello è il paese delle meridiane. Quante ce ne sono? Aiello è il paese in Italia, diciamo che rispetto ai suoi abitanti ne ha più in assoluto, ne ha ben più di 80 meridiane, una meridiana ogni 30 abitanti, pensi lei. Qual è il fascino delle meridiane? C'è da dire che conoscere il tempo è sempre una cosa importante, lo è sempre stato per l'uomo. E quando noi guardiamo questi orologi solari, qui siamo davanti ad un bellissimo orologio in mosaico, guardare l'ombra dell'ognomone sul quadrante solare e conoscere il tempo è una cosa molto importante, perché ci rendiamo conto che questo tempo passa e non torna proprio mai più. Credo che sia il fascino più bello di conoscere il tempo del Sole. Siamo arrivati nel borgo di Strassoldo, un piccolo gioiello che il tempo non ha cambiato, un paese che ancora oggi porta il nome della famiglia che qui tutt'oggi abita. Da quanto tempo è qui la sua famiglia? 1000 anni, 10 più, 10 meno, ma è 1 miliardo d'anni, da quando dalla Germania, da qualche parte del nord, siamo scesi qui in Friuli per allora costruire un castello per difendere essenzialmente la strada che portava ad Aquileia. Dopo 1000 anni il borgo è ancora qui in tutto il suo splendore, tutto è rimasto intatto. Come ha fatto a sopravvivere nei secoli? No, intatto, è stato costruito, demolito, ricostruito, c'è tutta una storia che caratterizza ciò che rimane, però ci sono state grosse trasformazioni, ma l'impianto insediativo, la struttura è rimasta sostanzialmente invariata. Vivere qui cosa vuol dire per voi? È un grosso senso di responsabilità, perché è stata di trasferire a chi verrà dopo questo luogo che mi sembra merita di essere conservato, valorizzato e protetto da trasformazioni eccessive. Voi oltretutto so che avete fatto qualcosa in più, queste case sono aperte. Perché aprire la propria casa?
perché non è giusto che venga goduta soltanto da una o due famiglie, da poche persone. Questo è il risultato di una sedimentazione storica, di una vicenda umana che si è trasmessa nei secoli, ed è giusto che la gente anche di oggi possa in qualche maniera goderne o comunque capirne il significato. Qui ogni muro, se vogliamo parlarne, ogni muro nasconde o mantiene ancora le tracce di qualche evento storico di notevole importanza, quindi è giusto che i manufatti come questo, come anche altri castelli del Friuli, non solo del Friuli, vengano mantenuti, conservati, valorizzati e fatti conoscere. E ora, sempre qui a Strassoldo, entriamo nella chiesetta di Santa Maria in Vineis per scoprire l'arte antica di Orlando Tordenò. La particolarità di questi mosaici è che non sono fatti con le tesserine di pietra, ma con questi. Sono tesserine di stoffa. Quanto tempo ci ha messo a realizzare i nostri papi mosaici? 5 anni. Lei può essere l'ufficiale d'anagrafe del Vaticano? Quasi, sì. Quanti papi ci sono qui? 266. Tutti? Tutti. Anche l'ultimo, Papa Francesco? Anche l'ultimo, anche Papa Francesco. 60 anni fa, Iole e Bruno Avesani iniziarono l'attività fatta di amore per le cose buone e genuine. Una passione tramandata di padre in figlio continuamente viva, nella scelta degli ingredienti, nella creazione delle ricette, nella forza di essere autentici. Dalle materie prime fino alla vostra tavola, perché da sempre il nostro lavoro è amore per l'alta qualità. Pastificio Avesani di Bussolengo. Bontà senza segreti. Bellissima. Lince. Lince. E questa si chiama? Ha un nome? No. E quanti anni ha? Questa ha 16 anni, un animale non proprio giovanissimo. È nato qua, e i genitori molto anziani, avevano ormai 25 anni, sono morti quest'inverno a distanza di poco, e adesso lei è rimasta, diciamo, per il momento single. Ci segue? Questa è la sua isola? Questa è la sua isola, impenetrabile. Chi è? Lui è Jimmy, un gibbone mani bianche. Che arriva da? È frutto di un sequestro, purtroppo, di un commercio illegale tanti anni fa. Un turista di ritorno dalla Thailandia ha portato con sé questo cucciolo di qualche settimana ed è riuscito a introdurlo nel nostro paese. L'ha tenuto per qualche anno in un appartamento, poi la forestale l'ha sequestrato e successivamente l'ha affidato al nostro zoo, e gli abbiamo trovato una compagna e gli abbiamo regalato questa bella casa. Come si chiamano queste scimmiette? Questi si chiamano Leontopiteco testa dorata. Da dove arrivano? Arrivano dal Brasile, appartengono a una famiglia più grande, allargata, e ci sono 4 specie differenti: il Leontopiteco testa dorata, il Leontopiteco dorato, che abbiamo qui allo zoo, il Leontopiteco nero e il Leontopiteco testa nera, che è quello che è stato più recentemente scoperto nel 1990 e non è visibile in nessuno zoo del mondo, e per il quale noi stiamo sostenendo un progetto di conservazione direttamente in Brasile. Cioè proprio non hanno paura? No, diciamo che sono abituati a prendere il cibo così dalle mani. Lemuri che arrivano dal Madagascar. Un visitatore può entrare allo zoo, venire all'interno di questa gabbia e fare quello che faccio io? Sì, allora noi facciamo proprio delle visite guidate all'interno del reparto dei lemuri, con dei gruppi di 8 persone al massimo. Si entra all'interno e ai visitatori viene chiesto un contributo di 5 euro per l'attività, che ha la durata più o meno di mezz'ora, e si ha la possibilità di entrare all'interno del reparto e di, come stiamo facendo noi, dare parte del cibo ai lemuri. Un piccolo contributo che rientra in un progetto più ampio, però, vero? Che vi riguarda da vicino, e in che cosa si sostanzia? Allora, questo progetto nasce da una collaborazione con l'Università di Pisa,
che hanno proprio un gruppo di ricercatori che studiano i lemuri in Madagascar. Quindi noi raccogliamo a fine stagione i soldi che abbiamo raccolto grazie a queste visite e li spediamo all'Università di Pisa, che poi li porta direttamente in Madagascar per gli studi in foresta e per la scolarizzazione dei bambini. E questa è casa tua, Maria, vero? Questa è casa mia, assolutamente. Sento una grande passione dietro, c'è anche una grande storia? Sì, c'è fondamentalmente una grande passione perché dietro c'è una grande storia, indubbiamente. Chi ha voluto tutto questo? Tutto questo l'ha voluto mio papà, che nel 1979 ha dato vita a questo parco un pochino per scommessa, un pochino per gioco, e poi alla fine è diventata una cosa estremamente seria. Perché hai deciso di portarla avanti quella passione? Perché mi ci sono trovata dentro e mi sono resa conto che avevo la stessa passione che aveva lui per le piante, io invece ce l'avevo per gli animali, e quindi è continuata questa storia. Mi auguro che possa continuare con mio figlio, con i miei nipoti, che possa continuare ad essere un'impresa di famiglia. È un lavoro estremamente impegnativo, è un lavoro che comunque regala grandi emozioni e grandi soddisfazioni, se dietro c'è la passione, ovviamente. E siamo pronti per andare alle Foci dell'Isonzo, in un'oasi naturalistica per incontrare chi sussurra ai cavalli. Sei proprio tu, che cosa vuoi di più? Il poro-poro-pom-pompero, che non mi chiami più. E poro-poro-pom-pompero, che fumi Lucky Strike, che non ti basta mai, che non ti basti mai. E tu sei la donna che sussurra i cavalli? Io? Se così si vuol dire. Sì, siamo io e un'altra ragazza qua che lavoriamo, io e Lorena. E cosa ti raccontano? Loro? Tante cose. Loro sono tanto felici qua, che vivono liberi allo Stato Brado. Queste sono le femmine della riserva, adesso ce ne sono altre in fondo, però sta mangiando. Stavano aspettando l'erbetta fresca, finalmente. Razza? Razza Camargue, questi cavallini qua. Vengono da una riserva che si trova in Francia, alla foce del fiume Rodano. Quindi una riserva molto simile a questa. E sono adattati a vivere bene in quell'ambiente, no? È un habitat ideale? Ideale, perfetto, sì. Sono stati presi apposta proprio perché possono vivere sempre liberi e nell'acqua. È la tua vita questa, Letizia? Io? Ma sì, insomma, io ho studiato biologia, quindi un bel lavoro all'aria aperta. E vado a cavallo fino a quando sono piccola, quindi sì, un bel lavoro, insomma. È fantastico. Un'esperienza incredibile, i cavalli qui sull'isola della Cona. Siamo nelle Foci dell'Isonzo, una riserva naturale, un'oasi naturalistica di grande importanza nel Friuli. Ci vuole parlare di che cos'è nello specifico questa zona? Sì, questa è la riserva naturale regionale delle Foci dell'Isonzo che compete gli ultimi 15 km del fiume Isonzo. Sono circa 2400 ettari e noi in questo momento ci troviamo nell'area della riserva che è nota come Isola della Cona, che è il cuore della riserva, quella attrezzata con il centro visite, foresteria, punto ristoro e vari osservatori che permettono ai visitatori di vedere la fauna, soprattutto parliamo di fauna di uccelli. È un contatto incredibile a stretto contatto con il mondo della natura. Okay, ma sono buonissimi. Sì, sono una razza molto tranquilla e poi dal momento che vivono sempre liberi hanno modo di giocare, sfogarsi, quindi sono tranquillissimi. E anche molto adatti per le passeggiate proprio perché si lasciano portare senza alcun problema. Un'esperienza bellissima. Ciao. Niente, preferisce lei. Continuate a stare con noi. Adesso andiamo sulla barca a vela, pronti per partire per il giro del mondo. Non noi, Antonio, tra poco lo conoscerete. Chiedimi
di tutto quello che vuoi. Ah, volevo sapere cosa ti spinge a fare il giro del mondo. Il giro del mondo, la passione per i viaggi. Quando inizierà questo viaggio? Questo viaggio inizierà il 28 maggio. Sarai da solo? No, saremmo un equipaggio composto da 4 persone, 2 ragazzi e 2 ragazze, e poi lungo il percorso, lungo le tratte, l'equipaggio si alternerà, perché magari non tutti hanno 2 o 3 anni di tempo a disposizione. Cosa chiedi a questa avventura che stai per iniziare? Cos'è che ti aspetta? Di arricchirmi come persona, di imparare un sacco di cose, nuovi popoli e di vivere il mare. Cos'è per te il mare? Io sono figlio della laguna, sono nato in mezzo al mare, è un'essenza, il mare è una cosa bellissima, è come l'aria. E la barca a vela? La barca a vela è nata così, io sono un passionale, ho visto nel 2007 per la seconda volta il film Waterworld con Kevin Costner e lì è stata una magia. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. Non ti spaventa partire e star via 3 anni da casa? 3 anni. Sì, ho diverse paure, assolutamente sì. Non si può avere paura, però la passione è immensa. Da 1 anno fa ho dovuto metabolizzare di abbandonare il lavoro, poi alla ricerca della barca giusta per poter affrontare questa avventura. Che cosa ci vuole anche mentalmente per affrontarla questa avventura? Come ci si prepara? Ci vuole passione e cercare di migliorarsi, andare sempre oltre, superare, non voglio dire i propri limiti perché non conosciamo i nostri limiti, ma la scoperta, il mare, nuove emozioni, la voglia di migliorarsi, ecco. Buon viaggio Antonio allora, ti aspettiamo al ritorno. Grazie ragazzi, spero di esserci insomma, spero di tornare, chissà. Invece vi aspettiamo tra poco sempre qui, dalle Vie Verdi in quel di Grado. Ciao. 60 anni fa, Iole e Bruno Avesani iniziarono l'attività fatta di amore per le cose buone e genuine. Una passione tramandata di padre in figlio continuamente viva, nella scelta degli ingredienti, nella creazione delle ricette, nella forza di essere autentici. Dalle materie prime fino alla vostra tavola, perché da sempre il nostro lavoro è amore per l'alta qualità. Pastificio Avesani di Bussolengo. Bontà senza segreti. Gruppo Manara. Ma le conosce tutti i canali? No, tutti no, conosco quella mia, la chiamo mia zona perché io frequento questa zona qua, per cui questa la conosco bene, ma la laguna non è grande come quella di Venezia, rispetto a quella di Venezia la nostra sono una robina, però insomma è grande, i canaletti uno poi siccome si spostano o li frequenta quasi giornalmente o altrimenti a distanza di un paio d'anni magari il canale si è spostato di 2-3 metri e anche uno del posto va in secca, insomma. Lei, in questo mondo? Ci sto benissimo. Ma soprattutto cosa fa in questo mondo? Beh, allora, io attualmente sto seguendo la partenza dell'albergo diffuso Laguna d'Oro. Che significa? Che significa un albergo con le camere o le strutture ricettive distribuite sulle isole della laguna. E questa è casa sua? Sì.
Questa è una valle da pesca, è una delle isole che fanno parte dell'albergo diffuso Laguna d'Oro di Grado. E questa è la sua proprietà? Questa è la mia proprietà, è una proprietà che ho ricevuto da mio padre, grande cacciatore, che l'aveva acquistata 40 anni fa per andare a caccia. Si viveva qui? Sì, in laguna, diciamo che fino a un secolo fa quasi metà della popolazione gradese, se non di più, viveva in laguna, tutto l'anno. Allora questo è stato anche un modo per tornare a farla vivere? Sicuramente, sicuramente. E la laguna di Grado, se vogliamo mantenerla così com'è, dobbiamo viverla. E per viverla dobbiamo trovare degli argomenti diversi da quelli che erano la pesca di una volta, anche perché qui c'è ancora qualcuno che svolge l'attività di pesca, ma anche in quel caso più per passione che per altro, perché non è che la laguna riesca a dare quello che dava una volta. Insomma. Grado dove si trova? Là, verso est. Linea d'aria quanti chilometri? Linea d'aria da qui saranno 5 km, 6 km. Lignano? E là. Si vede perché a Lignano hanno anche costruito più che, per cui è molto visibile anche Marano Lagunare? Marano Lagunare più o meno in quella direzione. Cioè siamo in mezzo? In mezzo a un polo turistico, ma sembra di essere in un altro mondo. Siamo in un altro mondo, siamo nella laguna di Grado, è un altro mondo. È anche un modo di vivere l'albergo diffuso? Beh, sicuramente, perché uno che sceglie di fare una vacanza nelle nostre strutture decide di vivere con i comfort moderni, ma nei ritmi di vita dei pescatori che da più di 1000 anni vivono in laguna. Qui si seguono anche i ritmi delle maree, perché per esempio per frequentare determinate zone della laguna bisogna aspettare che ci sia l'alta marea, per andare a prendersi le vongole bisogna aspettare che sia la bassa marea, per cui i ritmi della marea condizionano la vita in laguna, l'hanno sempre condizionata. Si tratta di adattarsi. Bisogna calarsi in questa realtà. Esatto, comunque. Calarsi in questa realtà, perché per godere di questi paesaggi bisogna starci dentro. Grado, una terra ricca di storia che per secoli ha vissuto di pesca. Tuesday I am fading, and by Wednesday I can't sleep. Then the phone rings, I hear you, and the darkness is a clear view. You've come to rescue me. Poco pesce, troppo freddo ancora l'acqua. Qui da noi purtroppo il mare è poco profondo e il pesce non arriva dopo, diciamo così. Oggi abbiamo provato, ieri siamo stati a casa e domani restiamo di nuovo a casa finché non arriva il pesce. Siamo in 6 persone, siamo 3 per barca e quando arriviamo facciamo la cernita tutti quanti su una. No? 6 persone, 6 famiglie? 6 persone e 6 famiglie, certamente. E tutti qua, tutti con figli anche. Si vive di pesca? Adesso in questo momento, come è andata l'ultimo anno, no. Purtroppo neanche non si sopravvive perché non prendiamo neanche le spese. Non si prende neanche le spese, purtroppo. Questo fa parte del rischio, il lavoro del pescatore è anche questo, vero? Sì, ma diciamo che noi avevamo un'altra alternativa che non abbiamo più. Andavamo a fare la pesca del latterino. La pesca dei? Latterino, della frittura, dell'anguella, la chiamiamo noi. Purtroppo con le nuove normative europee non si può più fare. È il pesce azzurro in crisi? Non solo il pesce azzurro, tutta la pesca è in crisi, tutto il sistema dello strascico è in crisi. Perché, come dicevo, le nuove normative non ci permettono più di lavorare come si lavorava una volta. Quanti pescatori c'erano una volta? Qui c'erano più di 20 barche che andavano tra divergenti, volanti, c'erano solo 6 coppie di volanti, 6 coppie. E adesso? 12 barche facevano questa pesca, solo noi. Ah, gli ultimi rimasti? Gli ultimi rimasti di questo tipo di pesca siamo noi. Allora, perché continuare? E cosa facciamo? Dove andiamo? Io ho fatto sempre il pescatore, mio padre, mio nonno, i miei cugini qua. Siamo una famiglia qui, abbiamo fatto sempre questo lavoro, dove andiamo? Non sappiamo fare altro, diciamo purtroppo. Tutto quello che vi abbiamo fatto vedere finora rientra in un concetto, il concetto di Riviera Friulana. Carlo, tu hai scritto un libro sulla Riviera Friulana, vero?
Sì, stimolato da questa ipotesi ho fatto un libro che si chiama La Riviera Friulana e che racconta le bellezze che ci sono nel retroterra di queste grandi realtà turistiche che sono la più grande industria economica del Friuli Venezia Giulia. 250.000 posti letto Lignano, 70.000 gradi d'estate al giorno ovviamente e altrettanti sul territorio. Perché una pubblicazione sulla Riviera Friulana? Perché mettere insieme tante imprese? Da che esigenza sei partito? Innanzitutto mi sono accorto che si stava un po' abbassando l'offerta, che c'era la qualità dell'offerta, si stava un po' omologando, appiattendo e mancavano le peculiarità e tipicità, stavamo perdendo la memoria storica dei piatti, dei prodotti, dei sapori, che sono l'unico catalizzatore che un turista anche qualificato che può investire qualche lira in euro ormai. Prima di scrivere si vive il territorio? Bisogna conoscerlo, viverlo giorno per giorno, assaporarlo, soprattutto degustarlo, perché i vini, i sapori, i piatti che abbiamo sono frutto di una tradizione antichissima. Sono piatti che derivano dalle prove in cucina che le nostre nonne, i nostri avi hanno fatto anticamente e sono il risultato migliore, la sintesi dei sapori. Non potevamo venire a Grado senza assaggiare il boretto, il piatto tipico del vostro paese, anche se la polenta alla scotta. Ostia, guai se non mangio il boretto, ragazzi, è un piatto tipico nostro. Cosa racconta questo piatto? Praticamente questo piatto qua è la cultura dell'isola di Grado, che non sprecavano niente, vivevano nei posti disagiati come Laguna. Parliamo dei pescatori? Sempre pescatori, qua si parla sempre di pescatori, no? Perché questo piatto è nato con poche cose, un po' d'olio appena appena, 2 spicchi d'aglio, una spruzzata di aceto di vino bianco e acqua. Si mangia anche la testa? No, si ciuccia. Ah, si ciuccia? Si ciuccia la testa. Ecco il tocco di sora. Questo è il cefalo? Il branzino questo. Branzino? Branzino. Il branzino, cefalo, seppie, questi qua seppie e che già rincora, e asia, il cagnoletto, 4 qualità di pesce, solo qua si può fare anche qualcosa di più, se magari non pesce azzurro dentro, non si può mettere pesce azzurro, soltanto pesce bianco. Così. Solo quello che si pescava nei casoni. Perché avete mantenuto la ricetta? La voglia di proporla? La voglia di proporla, una perché ne piace a noi. Che è la prima la prima roba è quella, sì, veramente, no? Che le famiglie di Grado, ancora tutto adesso, anche i giovani vanno ghiotti per questo boretto, questo piatto. E dopo anche perché la gente lo richiede. Solo una cosa devo dire, che non devono nessuno imitare e cercare di imitarci, perché fuori di qua lo chiamano brodetto, e brodetto no, è un altro piatto. Mauro, è il boretto è solo a Grado? Solo a Grado, il boretto solo a Grado. Niente Mauro ti? Mangiare un tocco di seppa mangi, guarda, un tocco di seppa mangi. Eccomi. Alla settimana prossima. Le seppie che prendiamo noi adesso, la stagione delle seppie queste qua, no? Sa proprio di mare, di laguna. E ogni pezzo di pesce mantiene il suo gusto, anche se è fatto assieme. Ripetiamo i saluti. Stop a furti ed aggressioni. Proteggiti con Alphatec, l'antifurto perimetrale che grazie a 4 zone di protezione garantisce la tua incolumità. Un prodotto italiano con 5 anni di garanzia. Alphatec Italia, a Villafranca di Verona. Arrivederci da Pastificio Avesani di Bussolengo. Regione Veneto. Stop a furti ed aggressioni. Proteggiti con Alphatec, a Villafranca di Verona.